In Basilicata il numero delle badanti supera quello delle colf, segno che quella lucana è una popolazione sempre più vecchia, un dato emerso durante un convegno sul lavoro domestico promosso da Domina e Federcolf. Maria Vittoria Morano. Si dice lavoro e immediatamente si pensa alle aziende, agli uffici, alle scuole, ma non dimentichiamo che anche le nostre case sono luoghi di lavoro. In Italia, dove colf, badanti e babysitter superano il 1,5 milioni, il lavoro domestico produce 19 miliardi di euro, circa 1,3 del prodotto interno lordo. Domina, l'associazione che da oltre 20 anni sostiene le famiglie e garantisce loro una guida sicura nella gestione dei rapporti di lavoro con le cosiddette collaboratrici domestiche, anche quest'anno ha fotografato la situazione regione per regione. Al Museo Ridola di Matera, durante un convegno realizzato in collaborazione con Federcolf, la presentazione del dossier declinata in chiave lucana ha evidenziato per la Basilicata, dove la spesa delle famiglie è di 20 milioni di euro, una serie di dati in controtendenza rispetto ad altre aree del paese. L'età della popolazione della Basilicata è molto alta, le persone lasciano il territorio, ci sono sempre più anziani che hanno bisogno di un lavoratore che viene da fuori della famiglia. Il risultato è che in Basilicata, dove l'età media del datore di lavoro è 76 anni, di contro ai 65 del dato italiano, il numero delle badanti supera quello delle colf. E se a livello nazionale la media dei lavoratori italiani è del 25%, da noi è del 41%, segno che sono tante le connazionali che scelgono di dedicarsi ad un'attività quasi sempre prerogativa delle straniere e in larga parte ancora in nero o svolta in barba a quanto previsto dal contratto nazionale. Noi ci occupiamo specificatamente di apportare una tutela ai lavoratori in ambito domestico e molto spesso però dobbiamo riscontrare delle irregolarità nei contratti. Molto spesso si fanno vertenze e finiamo in tribunale. E Federcolf, da un anno presente a Matera, proprio per tutelare i lavoratori ma anche chi assume, ha organizzato un corso di formazione professionale. Il corso, oltre a formare, aiuta le persone a capire anche qual è il loro effettivo ruolo all'interno delle famiglie.